Luci spente stasera nei comuni che protestano contro i tagli dei trasferimenti agli enti locali. I primi cittadini chiedono parità di trattamento tra nord e sud del paese, ma la protesta non piace alla Lega. Torniamo ora a parlare delle proteste da parte dei comuni contro i tagli ai trasferimenti agli enti locali imposti dalla nuova manovra del governo. Questa sera alcuni sindaci della Marca spegneranno di nuovo le luci del proprio comune in segno di protesta. Alla contestazione non partecipano però i sindaci leghisti. Sentiamo. Far spegnere le luci non è ovviamente la soluzione, è soltanto dare un segno che staremo al buio per molti anni se questa manovra passa così come concepita. Continua la protesta contro i tagli del governo Berlusconi agli enti locali. Santa Lucia di Piave, Casere e altri comuni della Marca questa sera spegneranno l'illuminazione pubblica come segno tangibile del dissenso. Iniziativa che non piace ai vertici della Lega. Alcune indiscrezioni parlano infatti di una lettera indirizzata ai sindaci leghisti che vieterebbe di partecipare alla contestazione. Intanto tra i primi cittadini c'è chi pensa già a dove tagliare per far quadrare il bilancio. Chi toccherà gli asili e gli scuolabus, chi invece inizierà a vendere il patrimonio del comune, anche se non potrà poi spenderne i soldi a causa del patto di stabilità. Comuni sotto torchio, ma non in modo equo. Noi chiediamo che la manovra venga applicata in maniera difforme tra nord e sud, cioè tra comuni virtuosi e comuni che hanno scelacquato e sperperato le risorse pubbliche ormai da anni. I trasferimenti ai comuni trevigiani pro capite da parte del governo superano in pochi casi 200 euro. Capofila del risparmio diventerà Giavera del Montello, con 120 euro stanziati dallo Stato per ogni cittadino. Ma al sud le cose cambiano. In Calabria, a Nicotera, sono ben 386 gli euro trasferiti ad ogni abitante e per la maggior parte dei comuni i soldi assegnati superano i 200 euro. Il 41% dei trasferimenti sono stati tagliati a Giavera del Montello, perché il conteggio del bilancio è stato fatto nel 2007, quando il comune trevigiano ha comprato una villa facendo un mutuo di 2 milioni di euro. Questa spesa è stata conteggiata come spesa ordinaria, mettendo ora in crisi le casse del municipio. Non vogliamo licenziare nessuno, vogliamo mantenere i nostri servizi, vogliamo continuare, vogliamo lottare perché vengano considerate in una maniera equa le nostre spese e i nostri introiti.